Da gara 2, Super Academy, ultima gara di giornata, perché sono state le premiazioni. La procedura che stavolta viene convalidata, 16 giri anche per la categoria Super Academy, con Daniele Peruzzi che si è fatto sopravvantare da Giovanni Costenaro, se non vediamo male in questo momento sul percorso. 7 i piloti impegnati, ma Costenaro che era partito in 40 posizioni, invece ha avuto un ottimo spunto in partenza. Alle sue spalle con il 99 133 Nicolò Zin, problemi invece per Marco Carol che è finito addirittura in sesta posizione. Si tocca l'attenzione con l'uscita di Federico De Lugo, costretto a fermarsi, a ripartire praticamente posizione di stop, mentre prova il sorpasso con il 55 Marco Torme ai danni di Federico De Lugo. Giovanni Costenaro tiene la prima posizione, subito a colpi di scena già in queste prime battute. Ora con il 55 e il 99 Federico De Lugo e Marco Tormen del team Aguardino, mentre tiene la prima posizione Giovanni Costenaro. Sta cercando di mettere un po' di luce tra sé e il resto del gruppo, ma non è facile perché Marco Tormen è subito incollato e si fa sentire, richiamando poi in zona d'attacco anche il compagno di scuderia Federico De Lugo. Vediamo il passaggio in zona da parte di Giovanni Costenaro, insidiato da Marco Tormen, che prova il sorpasso, riesce in questo momento. Vediamo se c'è la pronta risposta di Giovanni Costenaro, se Marco Tormen riesce a reagire prontamente. Una Marco Tormen che si porta avanti, Giovanni Costenaro costretto a rallentare e a farsi superare da Marco Tormen, che è stato molto abile ad andare più veloce, a trovare la scia giusta. Dunque Marco Tormen ha ora spazio davanti a sé alla pista libera per provare ad accelerare a tutta, più afferrato Giovanni Costenaro, così come Federico De Lugo e Mattei Curet. Ancora di nuovo il distacco tra Tormen e Costenaro, con la Tormen che prova a sfruttare la potenza della sua parte in mezzo alla linea, rimane una traiettoria, va a chiudere con il tempo di 53-139, 782 millesimi di ritardo di Costenaro, 3 secondi 1 di Federico De Lugo in terza posizione, 4 secondi e 2 il ritardo di Mattei Kuren. Davvero vincente la sfida lì davanti, anche se Marco Tormen ha la possibilità di staccare definitivamente il biglietto per la prima posizione, mettendo tra sé gli avversari secondi preziosi. Vedremo se glielo lasceranno fare Giovanni Costenaro e tutti gli altri. Un Marco Tormen che aveva chiuso al secondo posto la gara 1 dei problemi per Daniele Peruzzi all'interno di gara 1. Passa in questo momento Marco Tormen, Giovanni Costenaro per Federico De Lugo e Mattei Kuren, perché i due sono molto vicini. Kuren ha rosicchiato centesimi preziosi all'avversario ed ora prova ad insidiarlo nella terza posizione. Ancora si toccano i due con Mattei Kuren che riesce a balzare davanti a Federico De Lugo. Kuren che guadagna qualche metro, ora mette luce tra sé e l'avversario, il curvone prima della quadra, guarda affrontata ora Marco Tormen e Giovanni Costenaro. Per Kuren hanno 118 alle sue spalle, Federico De Lugo, possibilità di andare a chiudere in zona positiva questo quinto giro per il numero 55 Marco Tormen che chiude 52-75, 2 secondi e 1 per Giovanni Costenaro, a 5 secondi e 9 Mattei Kuren che è riuscito a guadagnare in maniera importante su Federico De Lugo. Attenzione a Nicolò Zin in quinta posizione.
posizione che è riuscito a staccare Marco Carol. Dunque prosegue la risalita da parte di Mattei Kuden e di Nicolò Tin. Tra Costenaro e Kuden ci sono 4 secondi, 3 secondi 8 per la precisione, mentre il leader Marco Tormen con il numero 55 guida con 2 secondi e 165 millesimi di vantaggio sul resto del gruppo. Passa Tormen e 2 secondi e 6 su Giovanni Costenaro, 6 secondi e 2 su Mattei Kuden, 7 secondi e 5 su Federico Deludo. Una buona condotta di gara anche in questo momento per il leader provvisorio Marco Tormen, che occupa il secondo posto in occasione di gara 1, punta a vincere questa prova per salire sul gradino più alto del podio. Nel corso delle premiazioni che andremo ad effettuare alla termine della gara, la zona del podio, vi ricordo ovviamente i nostri recapiti di internet www.championcart.it, come ricordo tutte le news e gli eventi, poi foto di eventi, foto di eventi, tutte le foto e ovviamente pagina Facebook e Twitter della Championcart per tutti i dettagli. Vi ricordo anche che queste gare saranno trasmesse da Gokart TV su Orion TV, al canale 177 del digitale terrestre, 914 di Sky, alle 21:30 di domenica prossima, 17 marzo, la settimana successiva su altre 70 emittenti digitali. Questo per quanto riguarda la trasmissione di questa prima tappa della Championcart via Precenico. Prima tappa che ha attraversato la pioggia del mattino e il sole del tempo di questo pomeriggio. Marco Tormen continua a veleggiare sull'ali dell'entusiasmo in prima posizione, 52,4 il suo tempo, davanti a Giovanni Costenaro, 52,9 il terzo posto per Mattei Kuden, che passa in questo momento. Attenzione perché Kuden potrebbe voler avere il mirino Giovanni Costenaro. Facciamo attenzione a questa sfida perché lì davanti Tormen continua a guadagnare, il suo vantaggio era di 3 secondi e 4 su Costenaro, ma tra Costenaro e Kuden ci sono ora 2 secondi e mezzo, erano 3 in precedenza, dunque non è ancora nulla di deciso. Tormen numero 55 lì davanti, Giovanni Costenaro numero 32, casco bianco, poi candidatura per la Kuden che vuole andare a prendere Costenaro, chissà se le sue intenzioni che deve andare a prendere Tormen, forse questa è un'impresa che va un po' più in là rispetto alle possibilità odierne di cui Tormen passa con un vantaggio di 3,5 su Costenaro e di 6,58 su Kuden, che ha rosicchiato in questo caso un solo decimo a Costenaro. Poi Federico Deludo e Nicolò Tin, attenzione anche al duello, era quarta e quinta posizione. Siamo nel corso del 10° giro con la possibilità di mettere le mani sulla prima posizione in questa gara 2. Per Marco Carol passa in sesta posizione, ora cerca di allungare Giovanni Costenaro in seconda piazza, Mattei Kuden che è alle campagne, assolutamente legame in questo frangente con Marco Tormen. 52,429, passa anche Costenaro, passa anche Kuden che ha mantenuto invariato il suo distacco rispetto a Costenaro, hanno girato praticamente i tempi identici. Attenzione provate, Deludo e Tin, Deludo 1,99 e Tin 1,133, sbagliati 2, probabilmente una serie di sorpassi dai quali emergerà il definitivo quarto posto. Ora è davanti Federico Deludo con Nicolò Tin costretto a seguire a concludere il suo 10° giro con il passaggio delle ultime 2 curve.
ancora il passaggio 52-5-17, forse ha rosicato qualcosina sul Costeraro, rimane sempre invariato, 2 secondi e mezzo il distacco e il vantaggio di Costeraro seconda posizione rispetto a Curenina terza, invece vincente la sfida tra Federico Perugo in quarta posizione, staccato di soli 173 millesimi da Nicolò Din, e il pugno sinistro sul proprio card da parte di Nicolò Din, che sta provando davvero tutte con il suo carta nero per superare Federico Perugo in una ragione cazzo bianco, Perugo che tiene con gli attini in questa posizione, Din che non riesce a trovare il parco giusto, sono vicinissimi due, vediamo se Nicolò Din riesce fino alla fine della gara a trovare il passaggio vincente grazie a Marco Tormen, ancora con la Giovanni Costeraro che lo segue, Matti Kuren che ha guadagnato 3 decimi, forse ancora troppo poco per Kuren, se vuole provare a gara in seconda posizione, qui tanto lottano ancora Perugo e Din, distaccati di 52 centesimi, e il contatto con Din che prova ad inserirsi sempre in quell'appunto, tenta il sorpasso, il numero 133 che è praticamente affiancato a Federico Perugo, riesce a mettere un metro, forse l'avversario, vediamo la traiettoria in curva, e sembra essere riuscito il sorpasso di Nicolò Din ai danni di Federico Perugo, che è pronto però a rispondere prontamente per cercare di ritornare in quarta posizione, che cerca veramente la sfida. Costeraro lì davanti, straordinario giro di Costeraro che riporta a 2 secondi e mezzo il vantaggio su Kuren, attenzione a Nicolò Din che sembra aver messo il giro in ipoteca sul quarto posto, un vantaggio di 4 decimi su Federico Perugo, mancano 3 giri al termine, 13 quelli completati da parte di Tormen, Costeraro, Kuren, Din e Perugo. Tormen che affronta ora le ultime 5 curve, e quindi anche Marco Capol. Tormen, Costeraro, Kuren, Din ha preso un bel po' di vantaggio rispetto a Perugo, passa Tormen, passa Costeraro che fa segnare il 52-518, Kuren 52-838. Con la sfida tra Nicolò Din e Federico Perugo, pagato e non da poco il sorpasso ai suoi danni da parte di Nicolò Din, che logicamente una mancata dalla quale è difficile riprendersi. Siamo nel corso del 15° giro, ancora 2 minuti di fatica per Marco Tormen, 55 che deve fare attenzione perché Giovanni Costeraro è a 2 secondi e 9, lo sta andando ad insidiare, forse non c'è più tempo per tentare una recupero dei figli, sa che non può fare troppo Marco Tormen, lo sa, e chiude da 52,9, 52,4 invece Costeraro, 52,4, anche Matti Kuren ha rallentato in maniera abbastanza pericolosa Marco Tormen, che dalla sua ha fatto che siamo all'ultimo passaggio. Quindi Tormen, Costeraro, Kuren, Din e Perugo. 16 giri, ricordiamo di questo tracciato. Marco Tormen davanti a Giovanni Costeraro e poi a Matti Kuren che ha definitivamente dato il piede per evitare sorprese dell'ultimo secondo, e allora Marco Tormen 55, Martina Gordino va a chiudere in prima posizione davanti a Giovanni Costeraro, terza posizione per Matti Kuren, e poi Capparvio il quarto posto con il quale Nicolò Din si accinge a chiudere gara 2. Nicolò Din davanti a Federico Perugo, straordinario il duello tra i due, e poi la chiusura di Marco Carroll numero 5 con il sesto posto che va a mettere la parola fine su questa gara 2 di Super Academy, e alla fase delle gare odierne
che ci hanno tenuto compagnia da questa mattina, davvero straordinaria giornata qui al... Oggi è stata una gara dura perché la mattina pioveva, il pomeriggio è venuto fuori il sole e si è asciugata. In gara 1 sono partito e ho fatto secondo e in gara 2 sono stato retrocesso perché ho avuto un problema in accensione del motore e ho recuperato e sono riuscito a vincere.